Oh, questo è proprio il genere delle canzoni che ti piacciono, insomma. È una cosa bellissima. Antonio Buonomo. Sì. Oh, è da quasi 1 anno e mezzo che insieme non diciamo cazzate in televisione. Ho detto una parolaccia, vi chiedo scusa. Però, sì, è da 1 anno e mezzo che non ci... Ma che cacchio hai combinato? Non lo so, io poi mi chiudo in me stesso. E mi capita, sono io che devo fare le domande, il conduttore sono io. Hai ragione. Senti, cominciamo, ma tu sei buono o cattivo? Buono uomo. Buono uomo. Cattivo avrei dovuto esserlo. Ti giuro, sì. avrei dovuto esserlo. E invece sei sempre stato buono. Sì. Però secondo me c'hai la faccia da cattivo. Tu sei buono, ma c'hai la faccia da cattivo. Infatti me lo dicono tutti, molti registi mi dicono sta faccia di merda. Cioè io in un film non di merda nel senso... No, ma io in un film non ti farei mai fare, come dire, non ti farei mai fare il buono. Cioè per esempio ti ho visto in uno spot, spot credo che era, cos'era, la lotteria, cos'era? No, era il decoder. Ecco, esatto, anche lì che non era il caso di essere cattivo, usciva sta faccia brutta. Mamma mia, sta cazzina, dice non me lo voglio comprare sto decoder. Allora, senti un po', ti voglio raccontare cosa disse il padre di Rocco Siffredi. Sai chi è Rocco Siffredi? Esattamente. Allora, quando Rocco Siffredi raccontò al padre: senti papà, io voglio fare i film porno, il padre rispose: non ci sono problemi, se ti piace. Questa non la sapevo. L'importante è che tu vada soltanto con le femmine. Benissimo. Ora, io mi chiedo, tuo padre all'inizio, quando tu insomma raccontasti a tuo padre: papà, voglio cantare, tuo padre che ti disse? Allora, facciamo un... Sì, facciamo. Non era mio padre. Ah, non era tuo padre? Perché io papà l'ho perduto... Scusami, non lo sapevo. Allora, la persona di riferimento... No, papà l'ho perso mentre ero in collegio, tu devi sapere, tenevo 10 anni, 9 anni, 10 anni, e quindi ero in collegio, e se ebbi la brutta, triste notizia della morte di papà. Sì. Però, a proposito, ecco, però c'era mamma che è stata la mia più grande sostenitrice, la mia la prima fan, diciamo così. Era forte sta cosa, questo desiderio che io cantassi, no? Che ti disse? Che a me non piaceva cantare, io dissi no, non mi piace. Ah, era lei che ti voleva far cantare? Che mi spronava. Ah, caspita. E infatti ci riuscì, a proposito di questo. Come Anna Magnani con la figlia in quel film bellissimo. Prendendomi con il coltello. Con il coltello? Te lo giuro. Uno poi si spiega perché c'hai questa faccia da cattivo. Infatti io sono rimasto così. Immagino. Nel momento che feci sta faccia brutta, questa è rimasta. Allora, ti conosco da tanto tempo, so del tuo potere hardcore, quindi insomma ci sono delle invasioni hardcore. Adesso io ti propongo, fai attenzione, una sceneggiata in versione porno. Recita Selene, guarda la clip. Posso restituirvi lo stesso le cambiali, ma ad una condizione. La condizione è che tu devi essere gentile con me da oggi. Porco, no, non ti permettere mai più, hai capito? Io vorrei che voi capite questa situazione. Mio marito si comporta in maniera strana. Io ho paura che lui può fare una pazzia per ridarvi questi soldi. Senta, signore, io non tengo tempo da perdere. Le faccio un'ultima proposta. Io ho le cambiali firmate da suo marito. Se lei le rivuole, se le deve guadagnare. Per ogni cambiale io voglio una prestazione sessuale, senza alcun limite. Io non posso accettare quello che voi mi chiedete. Vabbè, allora io la saluto perché tengo altre cose da fare. No, aspettate. Venite stasera. Mio marito non c'è. Perfetto, Antonio Buonomo mi chiedeva chi sono gli attori. Una è Selene, l'altro è un attore che solitamente fa dei film porno, insomma è un attore. No, io da lontano avevo preso per un altro. Sì, ma non ti sei perso niente. No. Senti, ma ti ho fatto vedere questo filmato in realtà per parlare di cattivi pensieri. Secondo molti, io ne faccio tantissimi. Infatti, i cattivi pensieri sono legati o ai soldi o al sesso. I tuoi cattivi pensieri. A tutte e due le cose. A tutte e due le cose, cioè al sesso, ad un sesso. No, adesso sessualmente
sto tranquillo, appagato, che non desidero altra donna all'infuori della mia donna. Ho detto appagato è una cosa. Sì. Ma dico, ami un sesso amatoriale, un sesso che sa di pane e puparuoli? No, mai questo. Pane e puparuoli non ci sono mai andato d'accordo. Quindi io. Perché poi tra l'altro i puparuoli per essere un corpo stomaco, e quindi a livello, se facciamo poi il paragone naturalmente, e non sta bene. Perché se fai allora sesso sarò più pane e puparuole non ti diverti. Allora sarò più chiaro, tu preferisci Belen o la signora del quarto piano? Ma preferirei più la signora del quarto piano. Perché ha una cosa nuova. No, è una cosa nuova pure, capito? Tu non la conosci, tu la guardi, bellissima donna, e poi poi che fai? Vai a bussare? No, non busso mai, bisogna sempre che ci sia qualche cosa che succeda qualcosa, c'è un'intesa. Volendo puoi bloccare la signora del quarto piano nell'ascensore. Bloccarla sempre se lei naturalmente mi faccia capire qualcosa, se no sarei una violenta. Senti, ho una curiosità, tu sei un grande attore, quindi non avrai alcun tipo di problema, ma qual è la faccia per far capire ad una donna, guarda che falla nella telecamera la faccia? Questa non credo. Quale faccia? Questa. Cioè così una donna capisce che tu... Credo, sì. Se lo dici tu, bene. E tanto io mi eccito sempre, questa, quindi... Forse, non so, forse questa. Bene, allora, viaggiamo con la fantasia, sei nel pullman, tu prendi il pullman? Sì. Ti siedi, ti giri e per caso scopri che accanto a te c'è il presidente della regione Campania, Caldoro. Sì. Allora, cosa chiedi a Caldoro? Una raccomandazione affinché tu possa fare tutte le serate della regione Campania? Oppure gli chiedi una raccomandazione per il condono della tua villetta abusiva? No, assolutamente, né l'una e né l'altra, proprio perché io non sono abituato né a chiedere, né a leccare, né ad appendermi alle brache di qualche politico, assolutamente. Sì. Quindi tu che cosa diresti a Caldoro? Si faccia più l'asto stretto? No, io direi a Caldoro, per carità, perché hai pigliato il pullman? È strano, forse potrei stimarti proprio perché hai preso il pullman. Bene. E quindi ci potrebbe essere naturalmente un colloquio, proprio perché lui viaggia in pullman con me, quindi ci deve essere un perché. Bene. Forse avrà capito qualcosa. Il presidente non se la prenda, se vuole prendo io il tram con lei. Allora, ti amo in napoletano, come si dice? Ti amo in napoletano. Come si dice? Cosa diventa ti amo in napoletano? Ti amo in napoletano, guarda, si può dire in tanti modi, ecco. Vita mia, io per esempio c'ho una frase mia che secondo me... La devi dire nella telecamera? Certo, con grande nella trasporto. Prego. Corre carnale la vita mia. Io sono innamorato, mi sono innamorato io, pensate come sto rovinato. Allora, ci sono, anzi no, ti voglio prima chiedere un'altra cosa, insistiamo con le donne. Sì. Una donna si conquista dicendo o facendo? Ma secondo me un po' dicendo, a seconda di quello che si dice, a seconda di quello che mi viene chiesto, e un po' facendo. Ecco, io ho l'impressione, ho conosciuto oggi la tua compagna, e così al primo sguardo mi ha dato l'impressione che è una che ama le cose concrete, no? Sei stato un po' sfortunato perché con lei non puoi dire. Infatti, come cavolo hai fatto ad indovinare? Devi fare. Ma non sfortunato sotto il profilo della sfortuna no. No, ma perché uno delle volte si può apparare con le parole, tu con le parole non ti riesco puoi... in nessun modo ad appararmi. L'ultima cosa che hai fatto per la tua compagna, cosa hai fatto di eclatante, di importante, che l'hai lasciata senza parole? Una cosa che si può dire, Antonio, ti prego, andiamo in onda anche nella fascia. Un primo bacio, lei è rimasta estasiata, il nostro primo bacio. Bacerai con 3 lingue, suppongo. Sì, sicuramente. Sì. Bene. Allora, ci sono le invasioni tenere, ti spiego meglio. Spiegami questa cosa delle 3 lingue. Sì. Secondo te come si usa? Perché è importante. No, io ti ho detto di sì. Nel senso che è una lingua che diventa 3 lingue, per cui è una questione di mobilità della lingua. Mi hai dato la giusta... Allora, le invasioni tenere, le ragazze le ragazze a casa, che sono nella loro stanza, accendono la loro piccola telecamerina, le ragazze in generale, di tutta Italia, no? C'è qualcuna che accende la telecamera e si fa il suo piccolo filmato, poi prende questo filmato e lo mette su YouTube e diventa un mito, cioè ha una schiera di fans, diventa un personaggio. Io ti faccio vedere questa ragazza che si chiama Tacchi Alti, guarda la clip. Tacchi Alti. Guarda la clip. Ehi! Non sembro Fonsi?
Guarda qua che stanco. Meglio stasera che domani o mai. Domani chi lo sa quel che sarà. Ok, no? Sono pronta? Ok? Belen Rodriguez. Sono Belen Rodriguez o no? Conciata così, oggi. Meglio stasera che domani o mai. Meglio stasera che domani o mai. Meglio stasera che domani o mai. Ciao! Alla faccia di chi rosica contro di me. Allora, io le chiamo le invasioni tenere perché lei fa sorridere, però mi fa anche grande tenerezza, no? Sì, come infatti. siamo teneri, insomma, come è tenero ognuno di noi quando cerca di essere qualcosa che non è, però lo fa con grande sincerità. Hai ragione, hai dato la giusta... Ecco, allora proviamo a giocare... Era tenera, pure anche a me ha fatto lo stesso effetto. Ecco, proviamo a giocare io e te. Tu ti guardi allo specchio, Sì. lei si sente Belen Rodriguez, tu ti senti più Sinatra o Tony Renis? Ma io direi più Sinatra, insomma, Sì. perché vedevo Sinatra come maschio proprio, ecco. Ma insisti su questa storia del maschio, eh? Ma tu sei l'ultimo maschio rimasto in città? Ma non lo so io credo di sì. Perché è il caso di farlo sapere se sei Certo, l'ultimo. sono maschio. Antonio Bonomo è l'ultimo maschio rimasto in città. Sono maschio. Bene, allora le faccette. Oggi la televisione senza le faccette non si può fare. Tu sei un attore, quindi sei facilitato. Per faccette io sono una intendo facciona, no? espressioni. Allora io adesso ti propongo 3 situazioni. Per ogni situazione tu mi dai la tua Che faccetta. disgraziato. Sì, stavi dicendo una cattiva parola, lo so, ti conosco, ti sono nel cervello. Assolutamente, Allora, ti stimo tantissimo, tra le altre devi cose. guardare nella telecamera perché le tue faccette sono imperdibili e queste sono facce cult, telespettatori e ascoltatori. Allora, fai un'intera stagione teatrale per poi scoprire che non ti pagheranno, che non ti daranno neanche un euro. Che La mia fai? faccia Sì. è questa, mi devi dare assolutamente i soldi, solo quello che ho guadagnato, No, così mi che fai devo no. avere. Antonio, devi fare solo la faccia, Solo la faccia. non mi devi minacciare. Eccola qua. Allora, ti rifaccio la domanda. Fai un'intera stagione teatrale per poi scoprire che non ti pagheranno. Che faccia fai? Mamma mia, vabbè, io non ho fatto niente, se vuoi diamo 50 euro ad Antonio Bonomo. Allora, Alfonso Signorini racconta di avere una storia sessuale con te, che faccia fai? Come noto, come vedo ti piace Signorini. Poi, terza, ti chiedono di duettare con Emanuele Filiberto, che faccia fai? Ecco, bene, basta, salutiamo Emanuele Filiberto. L'ultima parte, che è la parte più colta di questa trasmissione, le grandi domande, quelle che ti cambiano la vita. Chi sei? Antonio, e basta. Dove sei? Dove sono? Piano, Antonio, piano. No, sono qua, basta, sono qua. Bello è stare qua. Vuoi davvero quello che fai? Sì. Assolutamente. L'hai sempre voluto? 100, sì. Ha una voce fantastica che nel tempo si è trasformata ed è diventata sempre più bella. Io ti voglio un sacco di bene. Anch'io, Andatelo a te lo vedere voglio al tantissimo e teatro. ti stimo tantissimo. Cari telespettatori, non finisce, continua e noi balliamo adesso. Adesso, alla fine, c'è il finale, certo. giustamente. Facciamo...